Buongiorno cari amici e benvenuti alla 34esima lezione di Radiostesia Basic del vostro Marietto veneziano. Oggi vedremo qualcosa di importante che generalmente il vostro Marietto non spiffera mai quasi nessuno, ma dopo 34 lezioni di Radiostesia Basic ve lo meritate. Dovete imparare qualcosa di nuovo e di importante, soprattutto per la casa e la coppia. Quindi facciamo subito dei passaggi che voi ormai conoscete già, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard e al canale YouTube del nostro Marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi Facebook, è inutile dirlo, nei nostri gruppi Facebook ci sono i migliori iscritti del web, e in più al lunedì sera alle 20:30 sul canale di Telegram nel gruppo Magici Arcieri Bertollini, Ildegard e Marietto veneziano, coadiuvati dalla grandissima Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, siamo già più di 170. Vi ricordo anche che alle 21 di ogni sera Ildegard con alcuni maghi in erba tengono una meditazione su come costruire per costruire un muro eterico intorno alla nostra sacra patria. Bene, iniziamo questa pillola, però chiaramente sapete che questa pillola è molto importante, quindi concentriamoci. Meditazione della stella di Davide, per chi non lo sapesse può andare a cercarlo nelle pillole del vostro Marietto, che ormai sapete che ha più di 500 pillole in meno di 5 mesi e più di 60.000 visualizzazioni, quindi questo vuol dire che il Marietto piace un pochino. In più siamo quasi vicino alle 4.000 ore in 5 mesi. Bene, adesso meditazione a stella di Davide, concentrazione, guardate bene questo circuito radionico, fatevelo entrare bene nel subconscio e nell'inconscio, che venga ben fissato così che vi possa difendere sempre. L'ideale sarebbe stamparlo e metterlo in camera o in stanza dove si passa frequentemente, lo si può guardare anche nell'entrata o in sala. Bene, fatto questo, mi raccomando, cerchio di fuoco e anche ovetto luminoso, sempre sono pillole del vostro Marietto veneziano che ha divulgato gratuitamente. Passiamo alla prossima. Fatto questo, passiamo subito alla prossima e vediamo il quadrante radiostesico per la valutazione, che ormai sapete che si può scaricare gratuitamente negli ebook del vostro Marietto veneziano nel sito elcapitano.altervista.com. E qui il testimone, che sapete già ormai che cos'è il testimone. Prendete il pendolino e chiediamo se questa operazione per questo studio per oggi va bene per noi, e il pendolino chiaramente dice a colpo sicuro di sì. Bene, questo è una pillola che riguarda la coppia, no? E anche la casa, perché alcune volte alcune coppie litigano anche per le vibrazioni che ci sono in casa. Ho fatto una pillola più di una pillola sulle memorie che ci sono in casa, e quindi oggi andiamo a scoprire qualcosa, ma prima dobbiamo difenderci, difendere noi e la coppia. Bene, passiamo a questo. Scusate, quadrante radiostesico per la valutazione di coppia, così vediamo se la coppia in sé è sana. Testimone. Buona, la coppia è sana, quindi siamo sicuri, però la vogliamo rinforzare un po'. Quindi vi ricordo sempre che questi circuiti e quadranti si possono trovare gratuitamente al sito capitano.altervista.com negli ebook gratuiti. Quindi adesso vedremo 3 circuiti, e il terzo è che non ho mai fatto vedere perché non voglio un po' impaurire le persone, però serve molto a controllare alcuni luoghi, perché alcune volte la coppia è sana, però il luogo ha delle memorie nefaste. Quindi guardiamo il quadrante radiostesico per la valutazione, perché andremo a cercare di, con circuito radionico induttore magnetico, di rinforzare la coppia, perché magari ha dei problemi di memoria energetica in casa. Quindi circuito per vedere quanto tempo utilizzeremo. Testimone. E vedete che ci dice 7 ore. Quindi per rinforzare la coppia prenderemo questo circuito radionico, metteremo dentro il nome e cognome, 2 foto della coppia, e lasceremo 7 ore in un posto sicuro. Dopo 7 ore la telepatia ipnotica, la volontà, la forza suggestiva, la forza curativa saranno attivate per questa coppia qui. Bene, passiamo al prossimo.
Questo voi lo sapete, è un circuito ideato da Ildegare al vostro marietto veneziano, si attiva mettendo il testimone e valorizzandolo e le vibrazioni del Cosmo Home con le varie forze planetarie. Fatto questo, anche questo lo lasciate 7 ore come minimo, massimo un mese, questo si può lasciare tranquillamente massimo un mese. Ma adesso vediamo il circuito, il quadrante radiostesico che il vostro marietto vi farà vedere. È una cosa che io generalmente non faccio mai vedere per il semplice fatto che non voglio influenzare negativamente le persone, però è importante che lo vediate. Finora abbiamo visto 2 circuiti importanti, questo e questo, per rinforzare la coppia, la persona in sé, e oggi ne vedremo uno che invece va a analizzare gli ambienti, perché alcune volte ci sono alcuni ambienti che influenzano negativamente le coppie che ci vive dentro. Siete pronti? E voilà, rullo di tamburi è questo. Questo quadrante radiostesico è molto particolare, da come vedete, perché parla di Bovis, ma parla di un tipologia di Bovis e un'altra tipologia di Bovis. Esatto. Adesso voi, chi lo guarda, sarà un po' stupito perché non l'ha mai sentito e il vostro marietto non l'ha mai predicato, però ci sono energie positive e energie negative, vedete? Quindi capita che alcune volte uno dice a casa mia ci sono 14.000 Bovis, ma magari è vero che ci sono 14.000 Bovis, ma magari sono 14.000 Bovis decaduti. Bene, quindi proviamo a fare, come si suol dire, un test didattico su, ad esempio, questo posto. E vedete che chiaramente il vostro marietto ha difeso bene questo posto, vedete? E voilà. Quindi esistono anche energie che è alto di Bovis, alcune volte, questo non lo dico mai, ma può essere ad esempio che ha delle energie decadute, inquinanti o energie oscure e maledette. Ecco perché alcune volte alcuni che sembrano proprio un pochettino birichini sono alti di Bovis. Io sono 34 lezioni, al 33 non l'ho mai detta, ma esiste anche questa cosa qui, quindi non voglio in un certo senso influenzare gente negativa. Questo è un quadrante radiostesico per un luogo, però attenzione, lo si può usare anche per oggetti e quant'altro. Bene, cari amici, il vostro marietto ho finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi nel canale di Ildegare Marietto Veneziano e di venirci a trovarci nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!